Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare i guardoni, andiamo su Guarda, il sito è lices.org, perché alcuni mi dicono ma su che sito giochi? C'è scritto qui in alto a sinistra. Partite in corso e cerchiamo quelle rapide che non sono, sembrano rapide ma rapide in realtà sono abbastanza lunghe. Vediamo una partita che è appena cominciata così ci divertiamo. Questa è appena cominciata, 2002 contro... Ok, vediamo le nostre iniziali, D4, cavallo F6, ok, va bene, perfetto. Apertura di donna, ok, probabilmente il bianco vuole giocare il sistema di Londra con E3, C3 e alfiere D3. In questo caso bisogna giocare C5 e 6, la risposta è diciamo più forte, alfiere in E6 e il bianco non deve assolutamente cambiare ma deve giocare alfiere G3, dopodiché cavallo C6 e eccetera, poi si potrà giocare tranquillamente con B6, alfiere B7 eccetera eccetera. Adesso vediamo perché il nero ci sta pensando così tanto, insomma il suo livello sicuramente conosce questo tipo di apertura. Quindi subito cattivo C5 cavallo, ok, va bene, e sei un pochettino più prudente rispetto a C5, ma va bene, ok, adesso C5 per foggia, oppure si potrebbe anche giocare cavallo e cavallo, ok, C5 va bene, C3 perfetto, altrimenti con C4 l'alfiere non poteva più andare su D3, alfiere D3 o cavallo D2. It's the same ora per il bianco, diciamo che l'ordine delle mosse si può giocare, adesso alfiere in D6 è la continuazione principale, poi ovvio che ci sono tante, però questa è considerata la più forte. Ok, il nero vuole sbarazzarsi a tutti i costi di questo alfiere, poiché dopo alfiere qui che cosa giochi? Alfiere 7, però perdi anche tu l'alfiere. Strana continuazione, non mi fa impazzire. Presumo che adesso cambierà. Non mi fa impazzire anche perché c'è un cavallo ecco, come ho detto, c'era un cavallo sospeso a tiro dalla donna. Ok, il nero ha raggiunto il suo obiettivo di sbarazzarsi di quell'alfiere, ma si è aperta la colonna H, quindi a seguito dell'arrocco non so onestamente quanto il nero possa stare bene. Il nero cerca di giocare G6 rendendo un pochettino più solido il proprio arrocco, chiudendo la diagonale dell'alfiere, ma ancora una volta ha indebolito ancora di più l'arrocco, perché noi sappiamo che ogni spinta di pedone indebolisce sempre di più. Quindi ok, metterà l'alfiere in fianchetto. Altra regola ragazzi, non aprite mai più, se possibile, mai più di una diagonale per alfiere, perché questo va solo ad indebolire la vostra struttura pedonale. Ok, alfiere C2 tranquillamente, così l'alfiere rimane su questa diagonale e credo che i piani di gioco del nero non siano troppi. Noi sappiamo che la struttura pedonale indica la zona della scacchiera dove attaccare, quindi credo che un piano di gioco tipico ora del nero sia quello di spingere B5, B4, fare pressione qui, torre in B8, ma onestamente mi piacerebbe più giocare da bianco in questa situazione, onestamente. Ok, alfiere in fianchetto. Io credo che il bianco giocherà per arrocco lungo, dopo donna e2, re in C1, probabilmente raddoppio di torri sulla colonna H, e invece no, vuole spingere qui per prendere il controllo di queste due case. Una volta che ci sarà il pedone, queste due case saranno completamente nelle mani del bianco e ovviamente il nero non può catturare, altrimenti sfascia la propria struttura pedonale. Ok, questa mossa permette la spinta E5 che è molto forte per il bianco, credo proprio che il bianco la faccia. Se non la fa, ok, donna E2, va bene, vuole arroccare lungo, è cosa buona e giusta. Adesso bisogna vedere se spingere subito in modo cattivo, anzi tra l'altro adesso c'è anche la cattura qui, che costringerebbe a catturare di donna. Arrocco! Credo che il nero la perderà presto questa partita, non so perché ma ho questo presentimento. Già con... ho il presentimento che il nero perderà presto questa partitina.
Non lo so, non lo so, non mi convince al 100%. È vero che il bianco ora c'ha un po' di fatica a manovrare questi cavalli, però insomma ci possono essere cose carucce per il bianco. Innanzitutto a Rocco lungo, però dopo questa il re è abbastanza sguarnito. Quindi perché no giocare cavallo in F1 per mettere il re in D2? Potrebbe essere una possibilità. Il bianco non arrocca, piazza il re in D2, fa connettere le torri e potrebbe essere una possibilità. Una possibilità dopo che il re in D2, eventuali catture, si cattura di pedone. È vero, ci saranno poi entrate di questo tipo, supportate anche da donna qui, bisogna un pochettino vedere. Il bianco comunque deve assolutamente attaccare. Vediamo se è buona questa spinta qui, pedone insediato qui. Arrocco corto, attenzione, 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 si rimette in gioco tutto, ottima mossa logica, assolutamente nei piani del nero. Il bianco ovviamente non può catturare, altrimenti pena perde questa fortissima catena di pedoni. Ha tolto il cavallo, solitamente quando si toglie il cavallo o è per riposizionarlo o per spingere questo pedone. Credo che si possa fare, onestamente. Credo che sia brutta la spinta di pedone F, ma credo si possa fare. Attenzione, strike di pedoni. Questa mossa prende sempre un po' alla sprovvista il giocatore che ha appena spinto il pedone. Ecco, mi sa che ha calcolato male. Mi sa che ha calcolato male. Poteva essere una figata, ma ha calcolato male. Anzi, no, invece adesso c'è. Eh no, mi sa che ha calcolato male il bianco. Dai, bianco, sto tifando per te, non farmi pentire. Non farmi pentire di questa cosa. Adesso se fossi il nero cosa potrei giocare? Potrei giocare un alfiere qui, mi gasa onestamente. Alfiere qui mi gasa parecchio. Tengo questo pedone, minaccio la cattura, quindi secondo me era più forte questa. Però si può sempre giocare. No, non si può più giocare perché c'è la torre, scherzavo. E niente, andava giocata prima. Hai visto? Hai visto cosa significa non ascoltare zio Matto Scacco? Ah, non si può più far. Non si può più far. Tra l'altro questa era una casa ottima per il cavallo, io non l'avrei occupata con la donna, onestamente. Però ora si minaccia questa, quindi ok, va bene. Allora mi piace. Bella questa, bella. Bella. Intenzione ora anche di raddoppiare le torri su colonna A. Interessante. Interessante, c'è sempre questo doppio attacco molto velato su questo punto. Peccato per questo cavallo che è completamente fuori gioco. Io cercherei il modo veramente per portarlo in azione. E il pedone qui, boh, non lo so, basta donna qui che si prende sto pedone, non lo so, però questo cavallo qui è veramente fuori gioco. Ragazzi, se potete, non mettete mai i cavalli a bordo scacchiera perché sono completamente fuori gioco. Torre qui, per supportare questo pedone, cioè significa che vuoi togliere l'alfiere da qui? Io penso che l'alfiere da qui non lo toglierai mai. Invece l'ha tolto! Perché l'hai tolto? Perché l'hai tolto rendendo questo pedone libero di muoversi? Credo sia stato un errorino. Boh, dopo vedrò tutto al computer, che adesso così è facile giudicare, parlare. E poi un conto è giocare, un conto è guardare una partita, sono due cose completamente differenti. Ragazzi, guardate l'alfiere in C8 del nero, completamente murato vivo, non può andare da nessuna parte, incredibile. Se non cambiarlo, ecco, questo potrebbe essere un buon piano, cambiare l'alfiere. Almeno mi sbarazzo di questo alfiere che non sta facendo nulla. Potrei giocarla, dopo la cattura, catturo di cavallo, potrebbe essere un buon piano per il nero. Sbarazzarsi dell'alfiere cattivo. Non è che l'alfiere del bianco ora sia particolarmente interessante, però sicuramente più forte. Ok, ora la torre si toglierà e quindi giocherà probabilmente alfiere B5, sempre per sbarazzarsi dell'alfiere cattivo. Credo che sia questo il piano del nero, anche perché non credo abbia molto di più.
Non credo abbia molto di più. Fammi vedere. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Non lo so, dopo questa forzi un pochettino il cambio delle donne, chissà. Chissà, il nero, il bianco sta pensando dove piazzare la torre o sta pensando a un sacrifice? Se fa il sacrificio è la cosa più sbagliata del mondo perché gli unisci i pedoni al nero. Quindi non ti so dire se è la mossa migliore in assoluto, anzi è la peggiore probabilmente, però è anche vero che questa torre indietreggiando non fa nulla. Qui non può andare perché c'è il cavallo e tornare a casa come Marlena potrebbe essere una possibilità. Il bianco pensa, ha sacrificato, non l'avrei mai fatto, unisci i pedoni al nero, che penso e spero che il nero catturi di pedone, e il nero sta pensando perché il bianco ha fatto questa mossa, se lo sta domandando anche il bianco, e quello è il problema. E quello è il problema. Giustamente il bianco dice, piuttosto che avere una torre passiva mi sbarazzo di quel cavallo molto forte, e invece... Ah, alfiere indifeso però questo cavallo si può catturare. Ok, il pedone in F6 dà possibilità di matto in questo tipo. Quindi se adesso il nero non si difende bene può essere un casino. Io giocherei subito senza sapere né leggere né scrivere, avrei tolto la torre e avrei indietreggiato con la donna. Attento che ti può fregare il bianco. Se non metti la donna su case scure, va che si becca la fregatura, va che se la becca. E non so neanche se c'è modo per evitare di beccarsi la fregatura. Se la becca. Perché H5 comunque non funziona. Su questa mi sa che non c'è niente. Ci sarebbe questa, quindi adesso c'è 1, 2, 3, e poi qui che fai? E qui che fai? Donna e 3. Donna e 3 e c'è il matto. Giusto? Dico buono? Bisognava, secondo me, bisognava subito togliersi con la torre, venire indietro con la donna per dare una mano. Una volta che avevamo la nostra donna su F8. Così, raga, non vorrei sbagliarmi, ma credo che la partita sia finita. Il bianco pensa, ma credo sia finita. Su questa che si fa? Niente. C'è questa che prende tempo. Vabbè, ci mettiamo la torre dietro. E mi sa che il bianco riesce a vincerla. Boh, questa dopo l'analizzo, ma credo che non ci sia nulla. Non vedo robe difensive per il nero particolarmente. C'è la donna su case chiare, questo è un problema. E doveva pensarci prima a spostare la torre e a ritornare in difesa. Eccola. È andata. Anche questa non porta a nulla. È andata, amico Fritz. Amico Fritz. Niente, troppo tardi. È tardi. Prima dovevi pensarci. Va bene. Si è abbandonato. Ma io dico, ma come fate ad avere 2002 e giocare in questo modo? E poi quando gioco io i miei avversari non giocano così. Vabbè ragazzi, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo da questa partita. Ci vediamo alla prossima. Anzi no, che alla prossima, dobbiamo analizzarla. Analizziamola. Vabbè, fin qui tutto tranquillo. Questa mossa, cavallo H5, addirittura non sapevo che era la principale. E io che ho insultato il nero. La principale, scusa, non è alfiere di 6, dai. No, non è alfiere di 6. A quanto pare cavallo H5 è la principale. Ok, alfiere G3. Tac. G6 è la continuazione principale, quindi il nero la conosceva. G6, pensa a te, non l'avrei mai giocata. Infatti questa linea qui non la conosco.
C4, cazzarola, oh, il nero sa come giocare. Ti giuro, anche questa non gli avrei dato una lira a questa mossa. Alfiere G7, B5, arrocco. Oh, fin qui tutto preciso. B4, tutto preciso. Preciso. Ecco, questa mossa il computer dice che bisognava catturare subito. Qui ha fatto la cavolata il bianco, non si sa per quale motivo, e qui è andato sotto. Qui, e su qui bisognava giocare, mi dice... Ah, vediamo se si poteva fare alfiere a 6, quella che dicevo io prima. Tac, alfiere a 6. Come la valuti? Potentissima, neanche il computer la vedeva, ragazzi. Ragazzi, non la vedeva prima, non la vedeva. Potentissima. E andava fatta che era potente. Mi dispiace. Tac, donna, esatto, questa mossa qui non andava bene, appunto perché è vero che attacca qui, ma ci voleva, cosa mi dici che ci voleva qui? Donna C7 addirittura, va bene. Donna B6, all'attack, va bene, alfiere cavallo lì, ok, alfiere D7, e il cambio di alfieri come lo vedi? Peggiore, lo vede peggiore. Cattura, cavallo F6, va bene. Esatto, qui bisognava togliere la torre. Mi stai dicendo torre B7? Perché torre B7? Che cosa fa la torre da B7? Lo scopriremo. Donna E3 con l'idea di fare questo. E5. Bella. Ah, c'era E5. Raga, non ci siamo mai resi conto che c'era E5. E5. E se ovviamente il bianco ora va qui, perde questo pedone ed è finito. E se il bianco cattura con il pedone, ora c'è il cambio delle donne. C'era questa piccolissima tattica in realtà che non ho visto, che in realtà non era così mortale finché la donna rimaneva qui. Quando però ha fatto sto cambio qui e la donna è andata su B5, la partita è finita. Peccato perché il nero alla fine abbiamo scoperto che ha giocato bene l'apertura, quindi interessante. Ci vediamo alla prossima, ciao voglio! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!